Bentornati a Campus Cast, edizione speciale Halloween Night Edition. È con noi, nel vostro podcast preferito con forti accenti veneti e fortissime propensioni verso l'oltretomba, in questo caso. The man himself, proprio lui, il principe delle tenebre, il terrore che svolazza nella notte. No, non è né Ozzy Osbourne né Darkwing Duck, ma il conte Dracula. Benvenuto conte, ben arrivato a Campus Cast, in diretta notturna in questo caso dagli studi di British School Bassano del Grappa. Rimuovo qualunque oggetto che possa essere di suo disturbo dal tavolo, paletti di frassino compresi. Ben arrivato. Come va? Piacere a tutti. Come va la vita? È la non vita in questo caso? In questo caso preferisco dire non morte. Non morte. Diciamo è un che- punto di vista da considerare. Prego. Diciamo che è un piacere essere invitati qui per condividere consigli di vita, piuttosto che per essere cacciato. Un cambio di prospettiva davvero notevole. Bene, ho sentito un attimo un brivido lungo la schiena, ma possiamo continuare questa intervista. Siamo in diretta, quindi aspettiamoci anche delle domande da casa dai nostri followers, listeners e in generale appassionati del nostro podcast. Ricordiamo a tutti di collegarsi e di mantenere i contatti cliccando sulla campanella che troverete a destra o a sinistra del vostro schermo a seconda della piattaforma sulla quale ci state seguendo. Ricordiamo anche che siamo aperti a tutti gli ospiti, vivi o non vivi, morti o non morti, con qualcosa da raccontare sulle vostre esperienze di vita o non vita in questo caso. Quello che in tanti si chiedono è effettivamente, Conte, posso darle del lei? Prego. Mi dia pure del Leo. Proviamo a iniziare dall'inizio, o meglio dal secondo inizio, ok? La sua trasformazione o rinascita non è stata una scelta, più una necessità, una circostanza che ha previsto anche, se non sbaglio, una poco piacevole impalatura. Sì, diciamo che è stata una promozione non richiesta. Nel 1476 sono morto in battaglia, credendo di aver fallito in tutto ciò che avevo fatto, in tutto quello per cui avevo combattuto, e mi sono risvegliato in vampiro. Inizialmente ho creduto che fosse una punizione divina. Per decenni ho vissuto questa come la peggiore delle maledizioni. E poi? Poi, dopo decenni, dopo un secolo e mezzo, ho scoperto che non era una maledizione, perché questa situazione di non vita mi poteva far imparare cose che come umano non avrei mai imparato. Ho imparato l'empatia, ho imparato la resilienza al dolore, cose che non avrei mai potuto imparare nella mia condizione di umano, ma mi ci sono voluti secoli, 1 secolo e mezzo almeno. In tutto questo lei ha anche sviluppato una certa affinità per attrazioni ematiche, mi verrebbe da dire, sì? Quindi c'è chi è enologo e c'è chi invece è emologo. Esperto di sangue. È esperto di sangue, ok. Ci racconti un po' com'è questa evoluzione verso il rosso? Diciamo che all'inizio ho vissuto questa condizione con disagio. Era una dipendenza. L'ho vissuta come una compulsione distruttiva. Avevo bisogno di sangue, non potevo farne a meno. Ma poi, lentamente,
sono riuscito a trasformare questa mia esigenza in una sorta di, come dire, di bussola. Riuscivo a percepire chi aveva bisogno di aiuto, chi stava sanguinando emotivamente. Era un modo per avvicinarmi a chi aveva bisogno di sostegno e dar loro una mano. Dar loro una mano verso la vita eterna? A superare questa Ah, difficoltà. ok. Io non ho mai voluto creare vampiri. Ho vissuto troppo del mio dolore per vederlo in altre persone. Questo va contro la narrativa mainstream che ci racconta ciò che Vlad, il conte Dracula, è. Lo so. Questo è dipeso da un romanzo che ha avuto molto successo, un tal Dracula di un tal Bram Stoker. Mi ha fatto un servizio discutibile, direi. Mi ha dipinto come mostro assetato di sangue, quando in realtà era da poco che avevo imparato come aiutare gli altri attraverso le mie facoltà speciali. Non ero un vampiro cattivo, non lo sono mai stato. Ho sempre voluto aiutare gli altri. Eppure Bram Stoker ha preferito ritrarmi in questo modo. Ma Forse derivante dal fatto che in vita qualche propensione sanguinaria effettivamente ce l'aveva, signor conte Vlad l'Impalatore. era necessario. Era necessario. Ero sempre in guerra. Sono cresciuto in una famiglia dove gli inganni e i tradimenti erano pane quotidiano. Ho dovuto difendere a spada tratta, o per meglio dire a paletto tratto, il mio territorio. Purtroppo sono morto e non sono riuscito a portare a termine la mia missione, ma la mia vita eterna adesso mi permette di fare altre cose, sempre costruttive. Molto bene. Ha mai pensato di convertirlo in una carriera? Quello che sto già facendo adesso mi ripaga di tutto. Non ho bisogno di guadagnare soldi. Interessante prospettiva. Quando si vive a lungo si impara a dare peso alle cose più importanti. I soldi non sono tra queste. Ci racconti di un aneddoto che illustri questa trasformazione, questa opportunità, questa potenzialità che arriva da una carica negativa a un desiderio di espansione positiva? Potrei raccontare quell'episodio. Sì, era il 1823. Stavo camminando per i vicoli di Londra quando sentii un lamento. Una giovane donna stava piangendo ad un angolo buio della strada. Era stata abbandonata dalla famiglia. Aveva avuto un figlio fuori dal matrimonio. Io all'inizio me ne sarei andato. Non erano affari miei. Ma poi capii che proprio perché era una creatura della notte, potevo vederla quando nessun altro l'avrebbe fatto. E allora ho pensato bene di avvicinarmi a lei, lentamente, e le dissi a voce bassa per non spaventarla: anch'io come te sono stato abbandonato, rifiutato dalla società, ma sono riuscito ad imparare che quando credi di aver toccato il fondo è solo l'inizio di qualcosa che non immagini neanche, perché stai per imparare ciò di cui sei davvero capace. Le grandi potenzialità dei momenti di crisi. Oh sì, lei all'inizio si spaventò ovviamente, però c'era qualcosa nel mio tono. Lei riusciva a comprendere un dolore che avevo che era simile al suo. Finimmo per parlare tutta la notte. Quindi un'empatia, Un'empatia. oltre che un'ematia. La mia sete di Stop with my sangue, jokes. Prego. come le ho detto, la mia sete di sangue mi permette di percepire chi ha bisogno del mio aiuto, chi sta sanguinando emotivamente. Lei era un caso simile, il primo che ho potuto aiutare. Abbiamo parlato tutta la notte. Mi ha raccontato un sacco di cose. Io le ho detto come ho potuto affrontare la mia solitudine, come ho superato il mio isolamento, come l'ho trasformato in forza interiore. E lei invece mi ha raccontato di come avrebbe sempre voluto fare la scrittrice, ma ha sempre avuto paura. Ha sempre avuto timore di scrivere ciò che sentiva dentro. E io allora ho insistito, l'ho convinta a diventare scrittrice. Si ricorda il nome di questa ragazza? Preferisco non fare nomi, Ok, ma è comunque rimasta per sempre nel mio cuore. molto bene.
Non in termini ematici. Sempre in termini metaforici. Sempre in termini... La ringrazio, mi risolleva un attimo da Ci mancherebbe. un timore nonostante sia passati quasi 2 secoli. Lei, in quel momento, per sé, che lezione trasse da questa esperienza? Ho scoperto che le mie capacità di vampiro, lettura profonda delle emozioni delle persone, empatia perfetta, sopportazione del dolore, mi trasformavano in un supereroe. Io Qualcuno potevo, attualmente direbbe life coach, ma nel suo caso afterlife coach. afterlife coach ci sta. Abbiamo una serie di domande. Questa ci arriva da Francesca di Camalò. Ha mai rimpianto la sua vita mortale? All'inizio costantemente. Ho cercato rimedi in ogni dove. Pozioni, formule magiche, rituali, esorcismi. Odiavo la mia condizione, maledicevo il mio destino. Però, come le ho detto, con il tempo ho imparato a trasformare questa mia condizione in uno stato speciale, come da supereroe. E allora non ho più avuto voglia di tornare indietro. Non potrei tornare indietro, ma non ho neppure la voglia. Perché dovrei rimpiangere una situazione precedente? Quando ero un principe valaco aiutavo molte persone, ma adesso che sono vampiro immortale aiuto centinaia di migliaia di persone e ho un tempo infinito, migliaia di persone, decine di generazioni posso aiutare. È Non un'ottima cambierei prospettiva. per nulla al mondo. È un'ottima prospettiva, guardare il positivo in questo. Curiosità che ci arrivano dagli ascoltatori, abbiamo Roberto, che è uno chef di Montebelluna. L'aglio funziona davvero? Sì, diciamo che mi dà davvero fastidio. Non mi fa cadere a terra in maniera drammatica, naturalmente, però mi provoca una forte emicrania. Preferisco evitare. Però vede, questa mia, diciamo, allergia mi ha aiutato a superare ogni dolore fisico. È una sorta di insegnamento a sopportare il dolore. Molto bene. Abbiamo Rita, dermatologa di Colfrancui, che chiede: il sole è davvero letale? Non è proprio letale subito, immediatamente, ma Quell'eritema fastidioso ogni tanto? è estremamente Sì. sgradevole. Ok. Bruciature, dolore, debolezza. Ma sa cosa ho imparato? Che proprio perché non posso uscire di giorno e non posso espormi ai raggi solari, io posso vedere la vera natura delle persone. Perché è la notte, caro amico, che si rivela la vera natura dell'animo umano. Di giorno noi abbiamo maschere sociali, di notte le maschere cadono, diventano tutti più autentici, onesti, vulnerabili. Ed è lì che posso davvero dare una mano, la notte. Fantastico, molto bene, grazie mille della risposta, molto completa. Abbiamo Gianni di San Stino di Livenza che chiede: ha mai creato altri vampiri? Mai, assolutamente. Ho vissuto troppo del mio dolore per poter infonderlo a qualcun altro senza il loro consenso. E quando me l'hanno chiesto, e me l'hanno chiesto in tanti, li ho sempre convinti a rimanere umani e a superare le loro difficoltà facendone punti di forza, rimanendo però umani. Non avevano bisogno di diventare dei vampiri per poter essere straordinari e brillare. Molto interessante come approccio. Giorgio di Porcellengo, invece, comune di Paese, ci chiede come ha vissuto gli impattanti eventi storici dal giorno della sua non morte ad adesso. Sono passati tanti secoli, dal 1476. Ho visto imperi crollare, tecnologie evolvere, società nascere e morire. E tutto questo mi spaventava all'inizio. Ero già abbastanza diverso di mio perché il mondo attorno a me cambiasse. Ma poi ho sviluppato un adattamento ai cambiamenti, anche più radicali.
E questo lo vivo un po' con dolore, ma anche con tanta meraviglia. E questa mia capacità di adattamento la voglio insegnare anche agli altri. Aiuto le persone che subiscono dei cambiamenti non voluti nella vita. E questa è la domanda successiva che è un po' personale. Ecco, che consiglio o che consigli darebbe a chi si sente un mostro? I mostri, caro mio, sono coloro che non si fanno nemmeno la domanda. Se una persona si domanda di essere un mostro, ha paura di essere un mostro, sicuramente non lo è. Perché molte delle persone che sono viste diversi dalla società, in realtà hanno delle capacità che la maggior parte delle persone normali non possiede. Le vere persone, i veri mostri sono coloro che rifiutano questa cosa, che rifiutano la loro condizione e che non fanno nulla per trasformarla. Se tu riesci a trasformare il tuo dolore in qualcosa di positivo, allora non sarai mai considerato un mostro. E parliamo invece di sentimenti. Lucrezia di Falzè Trevignano chiede: si è mai innamorato? Sì, tante volte. Se è troppo doloroso, No, possiamo sono stare. qui per parlare. Ok. Sempre nel caso in cui lei riesca a provare del dolore. Oh sì, caro mio, ho provato tanto dolore nella vita, perché ho visto sempre le donne di cui mi innamoravo invecchiare e morire, e io rimanevo immutato. Ho sempre pensato che l'amore fosse impossibile per me, ma poi ho realizzato, e mi ci è voluto molto tempo, che la mancanza di tempo, la limitazione della vita, mi impone ad amare più intensamente, più in maniera presente, godere ogni singolo momento insieme, vivere ogni momento come fosse l'ultimo. Quality time. Esatto. Interesting. E da un punto di vista invece di depiction da parte di media, come abbiamo parlato di letteratura, salutiamo Bram Stoker, amico del podcast. Io preferisco di no. Cinematografia, recentemente anche podcast, ok? In questo caso, ma anche il collega Carlo Lucarelli ha dedicato una puntata alla sua figura storica Sono molto onorato di questo. pre-infilzatura. Salutiamo Carlo, amico del podcast. Ma quanto c'è di completo e quanto c'è di ancora da esplorare nella figura del conte Vlad Dracul? Questo dipende dalla volontà delle persone di superare la paura iniziale che hanno quando mi incontrano, di guardare oltre i pregiudizi. Quelle persone che mi danno questa possibilità, come lei, allora scopriranno un Dracula che non hanno mai potuto conoscere, che non potevano nemmeno immaginare. Io rifiuto lo stigma che ho avuto da Bram Stoker. Non sono cattivo. Riferiremo e ringraziamo anche di questo dettaglio. E grazie dell'opportunità che mi date per dirlo. Un'ultima curiosità. Riesce ancora a sognare? Sì, sogno molto. Ma sa che cosa sogno di più? Il mio sogno più grande qual è? È un mondo dove le persone che hanno una diversità non sono viste come minacce, che le persone accolgano chi è diverso, che non ne abbiano paura. Un mondo dove chi viene trasformato dalla vita come me viene visto come maestro e non come inferiore, come vittima delle circostanze. È anche per questo motivo che sono qui oggi a parlare con voi e grazie dell'opportunità. Tanti esempi e tanti stimoli di vita, anche se un po' di non vita nel suo caso. La ringrazio veramente. È stato illuminante, ma non troppo. Non vorrei mai che eventuali illuminazioni da luce solare generassero qualche screpolatura in più. Soffusa. Soffusa, come in questa circostanza. Esatto. Dico la verità, mi mette comunque un po' a disagio, nonostante la sua confessione verso la non attrazione da fonte di sangue. Campus Cast finisce qui.
nel suo Halloween special. Ringraziamo il conte Vlad Dracul, a.k.a. Dracula, Grazie a voi. per la partecipazione e l'uscita dalla bara per questa speciale E vorrei aggiungere solo una cosa. edizione. Prego. Dopo ogni tramonto c'è sempre un'alba, anche per noi creature delle tenebre. Concludo ringraziandola, ricordando appunto la collaborazione e il supporto che ci viene dato da un punto di vista tecnico con luci soffuse, riprese e registrazioni da parte di Kawabanga Productions ed Alchimie Venete. Ringraziamo Paola per il prezioso supporto che ci dà a livello di social media e di presentazione delle nostre puntate. Vi aspettiamo per un'altra puntata da vivi e da non morti a breve. Buonanotte a tutti. Grazie.